Ciao a tutti, oggi vi voglio sempre parlare di prati, ormai è diventato un chiodo fisso. Allora, una delle operazioni da fare in primavera, quando è necessario, è la risemina e ho voluto invitare qui da me Diego, uno degli esperti nel settore dei prati, per capire quando dobbiamo fare le risemine e con che quantità di seme rifarli e con che tipo di seme. Cosa dici Diego in questo senso? E niente, all'inizio della primavera noi abbiamo la possibilità di rimettere a posto il nostro prato o addirittura di farlo nuovo. Sì, di integrare le semine in pratica, Di- perché di- il di- prato è rado. Se all'uscita dell'inverno abbiamo tanto muschio, abbiamo pulito, ci sono delle zone di prato con delle chiazze di terreno Sì. visibili e vogliamo metterlo in condizioni ottimali, in questo momento, diciamo a fine inverno, è consigliabile fare una bella areggiatura a lame. Attiviamo il terreno e andiamo a distribuire del seme e cerchiamo di utilizzare del seme che abbia la composizione uguale o molto simile a quella del nostro prato. Quindi se noi abbiamo usato delle varietà che di solito è o Poa o lo Jeto o Festuca, cerchiamo di portarci vicino alle varietà che abbiamo già seminato. Messo. Ma quando è che Se il prato è molto vecchio, sì, possiamo migliorarlo con le varietà più aggressive, tipo l'Hurricane, che ha le varietà di ultima generazione sul prato, nuovissime, che essendo più forti di quelle di 5 o 10 anni fa, andranno ad inserirsi e pian piano noi cambieremo le varietà presenti sul nostro prato, quindi avremo un prato più resistente e più forte. E quando è che potrò seminare nuovamente nel mio prato? Quali sono le condizioni? Mi riferisco alla temperatura minima per eseguire la risemina. Allora, dobbiamo essere sicuri che non geli più, quindi la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 5 gradi notturna, sì, e in queste trasemine dove noi non rivoltiamo il terreno, quindi è una trasemina superficiale, dobbiamo utilizzare anche 60 grammi metro di seme. Ah, non ne va poco, ne va parecchio, ma è la condizione giusta? Sì, ne va parecchio perché io non ho un terreno ex novo dove vado a seminare e le quantità sono massimo 40 grammi al metro quadro, senza esagerare, perché se esageriamo creiamo un prato debole, un prato che fa la lotta tra se stesso, perché è troppo denso. Nella condizione dell'arieggiatura, molti dei nostri semi non nasceranno, perché non abbiamo mosso il terreno. Perché non sono nelle condizioni ottimali. Quindi lì andremo a utilizzare una quantità maggiore di seme, circa mediamente 60 grammi al metro quadro. In una nuova semina io consiglio di stare anche un po' meno dei 40 grammi. Dobbiamo fare molta attenzione ai concimi. L'attivazione del terreno è sempre positiva, sì, però non possiamo utilizzare in quella fase un concime aggressivo e veloce come il Green 7, dobbiamo utilizzare un concime adatto alla semina. Allora in questo caso possiamo utilizzare Vigor Active, che è un concime adatto, un concime con poco azoto, che ha dei batteri già all'interno del concime e ci va ad attivare il nostro terreno e ad aiutare la fase germinativa. Cioè, quando noi andiamo a fare delle risemine, dobbiamo abbinare il tipo di concimazione corretta per la risemina, che non è la stessa della concimazione di mantenimento. Dobbiamo usare un concime che non vada a bruciare i nostri semi. Perché questo è anche il rischio che può succedere. Sì, perché un concime troppo aggressivo, troppo potente, va sì per un prato già nato, ma per una piccola plantula la può bruciare. Quindi quel concime che tu ci suggerisci nella fase di trasemina o risemina in un prato già esistente, comunque è un concime che andrà a alimentare anche il mio prato già esistente. Sì, però è un concime meno aggressivo, è un concime che conosci bene, si chiama Vigor Active, che è all'interno del Bacillus subtilis, che è un microrganismo del terreno che aiuta comunque la microflora, sì, e servirà per la prima fase di insediamento del nostro seme. Una volta fatto la concimazione con questo tipo di concime, successivamente alle date stabilite di assorbimento utilizzeremo gli altri concimi, sì, Green 7, Universal Top, sì, All Around, quei concimi adatti al periodo. Allora, sappiamo quando bisogna riseminare, fare risemine, l'integrazione e le quantità. A questo punto, buona integrazione, ciao a tutti.